ringrazio l'Ente Bergamaschi nel Mondo per dare la possibilità diciamo di illustrare quello che fa il Consorzio BIM. È un ente territoriale molto importante per gli amministratori, soprattutto gli amministratori dei comuni di montagna, ma che spesso diciamo, è poco conosciuto diciamo, a chi non si occupa di pubblica amministrazione. Il Consorzio BIM nasce ormai 70 anni fa e è nato per la gestione del sovraccanone idroelettrico, quindi diciamo come il ricompenso per quello che è lo sfruttamento dell'acqua, quindi della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica. I comuni hanno diritto a questo canone e decidono, invece di gestire in modo singolo quella che è appunto il canone idroelettrico, di gestirlo in forma associata, e quindi nasce il Consorzio BIM. Negli anni il Consorzio BIM ha aumentato quella che è la sua importanza fino ad arrivare nel 2012 alla legge 228, che ha incrementato quelle che sono le risorse dei consorzi BIM. Sono diverse le modalità con cui il Consorzio BIM aiuta il territorio. Sicuramente la maggior parte delle nostre risorse, adesso come risorse attive ogni anno abbiamo circa tra gli 8 milioni e i 9 milioni di euro. Una fetta importante è quella che va direttamente alle comunità montane del nostro territorio, o laddove non siano presenti abbiamo istituito un'assemblea dei sindaci che decide come destinare queste risorse, le cosiddette risorse ordinarie. Abbiamo poi delle risorse straordinarie e quindi delle iniziative che anno con anno vengono valutate con gli amministratori del nostro territorio, e con loro andiamo a inserire queste iniziative sulle loro richieste anno con anno. È importante poi quella che è la gestione anche delle richieste delle associazioni, delle fondazioni. In particolar modo abbiamo un bando che da gennaio a giugno raccoglie tutte le istanze delle associazioni, degli enti, delle parrocchie del nostro territorio per l'organizzazione di eventi, manifestazioni per lo più sovracomunali o acquisto di attrezzature, proprio perché sappiamo quanto è importante l'esistenza di queste associazioni per il tessuto delle nostre valli, della nostra provincia, anche a livello sociale, quindi cerchiamo di dare una mano nell'organizzazione di queste iniziative. Non meno importante è il fondo di rotazione, ovvero sono dei contributi non a fondo perduto come in tutti gli altri casi, ma a rimborso che vanno ai comuni o alle fondazioni del nostro territorio. In particolar modo aiutano con importi che vanno fino a 500.000 euro per diciamo, finanziamenti a tasso zero, quindi aiutiamo gli enti nella realizzazione dei loro investimenti. E poi altro diciamo, capitolo per cui è conosciuto il Consorzio BIM è sicuramente quello delle borse di studio. Da anni il nostro consorzio premia quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, andando a considerare il merito ma anche la distanza diciamo, dello studente rispetto al centro di studio, quindi di fatto andiamo a premiare quella che è anche il disagio rispetto a una distanza dalla scuola rispetto alla residenza degli studenti. E infine abbiamo sicuramente una sensibilità spiccata anche per il discorso del dissesto idrogeologico, e quindi cerchiamo di aiutare i comuni laddove interviene in regione con una somma urgenza, andando a cofinanziare quelle che sono le rimanenti spese, o in caso di emergenze non riconosciute da Regione Lombardia perché magari non hanno le caratteristiche per entrare in una somma urgenza, con contributi straordinari ai comuni. L'importanza del Consorzio BIM si rispecchia anche nella sua territorialità. Come Consorzio BIM comprendiamo un territorio di 127 comuni suddiviso in 6 zone. Questo diciamo l'organo più importante è sicuramente l'assemblea dei sindaci, che si trova una volta all'anno per approvare il nostro bilancio, e diciamo una volta ogni 5 anni si tiene poi l'assemblea elettiva. Tra questi 127 comuni vengono eletti 5 rappresentanti in consiglio, ognuno deve essere rappresentante di una zona differente secondo il nostro statuto, e tra questi 5 figura anche il presidente e il vicepresidente. Altra figura importante all'interno del nostro consorzio è il presidente dell'assemblea, quindi il presidente diciamo dell'assemblea dei sindaci dei 127 comuni. Il Consorzio BIM tra le sue finalità ha anche il sostegno all'ente bergamaschi nel mondo. Come Consorzio BIM siamo tra gli enti fondatori dell'ente bergamaschi nel mondo e crediamo fermamente nell'importanza di questo ente per mantenere il contatto tra i bergamaschi che sono nel mondo e la nostra provincia.
Annualmente il nostro sostegno all'ente bergamaschi nel mondo è pari a una quota associativa di 6.000 euro e dopodiché annualmente si valutano delle diciamo iniziative straordinarie con il consiglio direttivo dell'ente bergamaschi nel mondo.